Torna in diretta Attenti ai quei due, che in via del tutto straordinaria anche il venerdì ha qui ai nostri microfoni in diretta il nostro collega giornalista televisivo di Prima Rete Lombardia e opinion leader Vladimiro Poggi. Buonasera Vladimiro e bentornato. Buonasera ragazzi, buonasera ai vostri radioascoltatori. Bene, grazie Vladimiro. Allora, qual è l'argomento del quale a sorpresa hai deciso di parlarci questo pomeriggio? Ma non so se molti di voi hanno letto un bellissimo articolo sul quotidiano Il Giornale che si riferisce proprio alla cronaca di questi giorni delle dimissioni anticipate sul secondo mandato del monarca Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e soprattutto su queste notizie nuove che appunto il giornale ha voluto rendere pubbliche. Non si trovano da nessuna parte se non su questa pagina che noi abbiamo radiografato per voi radioascoltatori, ovvero su come gli ex presidenti della Repubblica continuano a pesare sul bilancio pubblico con circa 700.000 euro all'anno, tutto questo tra benefit ed uffici. Il giornale fa i conti in tasca ai vecchi inquilini del Quirinale. Pensate che i presidenti emeriti, come è diventato Giorgio Napolitano nell'istante in cui si è dimesso, hanno anche uno stemma distintivo, come il Papa, un rombo bianco su fondo rosso contenente la cifra d'onore della Presidenza della Repubblica, il simbolo quindi di uno status speciale che nel cerimoniale delle precedenze tra cariche pubbliche li mette dietro soltanto al Presidente in carica e ai due Presidenti delle Camere. Ma è lunga la lista di benefit di cui gode il Presidente emerito della Repubblica. In questo caso abbiamo due Presidenti che sono Ciampi e appunto Giorgio Napolitano. Tutto è codificato in due norme, un decreto della Presidenza del Consiglio del 98 sul trattamento degli ex Presidenti della Repubblica e poi un altro del 2001 con l'introduzione del titolo di Presidente emerito. Ci sono trattamenti d'onore proprio da vecchi monarchi, come per esempio il fatto che nel 2002 Cossiga aveva ottenuto l'adeguamento, o meglio sarebbe dire il raddoppio, del budget a disposizione da parte del Senato agli ex presidenti della Repubblica. Sapete quanto hanno all'anno di budget per convegni, iniziative, manifestazioni? Bene, 700.000 euro all'anno per ogni presidente emerito. E l'ufficio che il Senato prepara al presidente emerito Napolitano non può essere ovviamente un ufficio normale. È un appartamento di 100 metri quadrati, già occupato da Oscar Luigi Scalfaro, nel cinquecentesco Palazzo Giustiniani, dove hanno sede le sale di rappresentanza del Senato. Lì per il presidente emerito Napolitano, come previsto dai regolamenti, Palazzo Chigi provvede alle esigenze di comunicazione, ovvero telefono satellitare, linee dirette riservate con il Viminale, connessioni di ogni genere, fax, internet, satellite, tutto ci pensa il Senato. Inoltre, sempre il giornale scrive che Napolitano ha anche rinunciato a qualche benefit. Perché? Perché sempre grazie a Cossiga è previsto che al presidente emerito venga riservato un compartimento sui treni o in casi particolari addirittura l'utilizzo di una carrozza di Stato, oltre all'utilizzo di natanti e aeroplani di Stato. Gli emeriti, si stabilisce sempre nella delibera del 2002, vanno invitati alle più importanti manifestazioni pubbliche solenni e in particolare quando intervenga il capo dello Stato. Dei presidenti in seconda, capi dello Stato di riserva. Ci sono gli onori militari da rendere sia a terra sia a bordo delle navi, mentre il ministro della difesa può adibire alla persona dell'ex presidente della Repubblica addirittura un ufficiale superiore delle forze armate nel caso gli manchi il personale. Ci sarebbe addirittura un assegno di fine mandato pari al 50% degli emolumenti annui, ma Napolitano, onore al merito, ha rinunciato per sobrietà, come pure ha rinunciato al vitalizio. Gli resta lo stipendio da senatore a vita, ovvero 15.000 euro netti al mese, e cioè 180.000 euro all'anno. Ma per il resto una nuova prigione dorata per Napolitano dopo quella del Quirinale. Infine vi segnalo un altro articolo del Il Fatto Quotidiano
che ha calcolato inoltre che si arriva attorno a 30 persone impiegate per il lavoro quotidiano dell'ex presidente napolitano tra ufficio e abitazione privata. Insomma, sulla carta saremo anche una repubblica, ma a leggere queste cose si ricorda davvero la monarchia, ma neanche l'inglese, addirittura quella francese prima della rivoluzione. Benissimo Vladimiro, grazie per il tuo punto di vista importantissimo, ma già che sei con noi io mi permetto di chiederti una chicca, se ce la puoi dire, visto che quando ci siamo sentiti martedì sera, ma anche martedì pomeriggio, doppio turno il martedì appunto, ci avevi parlato che avresti dovuto realizzare un importante servizio su quella che era l'ipotesi di costruzione di una moschea qui a Milano, in zona San Siro. Ci puoi anticipare qualcosa? Sì, tra l'altro vi ricordo che proprio questa sera alle 20:40 andrà in onda Box Attualità, il mio programma di approfondimento politico del venerdì sera, e lì proporremo ai telespettatori proprio quel servizio a cui ti stavi riferendo tu, Alessandro. La chicca è questa, che lo stadio di San Siro dovrà, insieme al Pala Sharp, l'ex Pala Sharp, a metà strada dovrà fare i conti con una delle più grandi moschee d'Europa, perché il progetto del Comune di Milano è quello di realizzare su un terreno di 5.000, ripeto, 5.000 metri quadrati, la terza moschea più grande d'Europa, quindi sulla stessa direttrice tra il Pala Sharp e lo stadio Meazza in quartiere San Siro. Naturalmente le critiche arrivano non soltanto da destra ma anche da sinistra, perché ai nostri microfoni ha parlato il presidente della Commissione Ambiente della Zona 8, leader storico dei Verdi Lombardi, Enrico Federichini, il quale ha detto: non soltanto non ci hanno coinvolto in questa scelta alla faccia della partecipazione e di tutte le solite campagne elettorali che molto spesso la sinistra impronta dicendo noi parleremo con tutti. Bene, i consigli di zona non sono stati minimamente interessati, ma addirittura ci sono delle critiche da parte degli stessi ambienti della prefettura. Voi immaginate delle partite come Italia-Croazia o peggio ancora delle partite come Verona-Inter, dove le tifoserie sono notoriamente spostate a destra? Ecco che tipo di problematiche di ordine pubblico si potranno avere con pullman di ultra che arrivano a poche decine di metri da una delle più grandi moschee d'Europa. Quindi bocciato sotto il profilo non soltanto dell'opportunità ma anche proprio del buon senso urbanistico e logistico. Bene, Vladimiro, noi ti ringraziamo per il tuo contributo. Questa sera, ore 20:40, Box, Telecolor, canale 18, 19, non ricordo. 18, perfetto. Vladimiro Poggi, grazie ancora, e noi ci risentiamo martedì pomeriggio con Attenti a quei due dalle 15 alle 16. Grazie Vladimiro. Sarà sempre come sempre un vero piacere e buona programmazione, buon lavoro a voi tutti. Grazie di cuore. Ecco, ma per una, diciamo, poi dipende chiaramente dai punti di vista, per una cattiva notizia che può essere quella di un'apertura di una nuova moschea, c'è anche una buona notizia, perché a Pavia la moschea non si farà, il sindaco boccia il progetto. De Paoli troppo grande e progettato su un'area destinata a Verdi. Insomma, dapprima vi riassumo tutto l'articolo di oggi che è comparso sulle pagine della provincia pavese. Dapprima sembravano favorevoli, insomma l'amministrazione di centrosinistra sembrava favorevole all'insediamento di una moschea, poi improvvisamente su Facebook sbotta il capogruppo del PD Ottini, infatti si è creato addirittura un caso Ottini dove cancella prima il post su Facebook, poi addirittura esce da Facebook e poi adesso torna a essere presente su Facebook, in cui appunto il capogruppo del PD è finito proprio nel mirino dei suoi, perché aveva detto che la moschea a Pavia sarebbe stato un intervento inaccettabile. Quello che mi lascia, diciamo, un po' perplesso è, con tutto il rispetto, il parere del Monsignor Giudici, che poi è il vescovo di Pavia, che dice che è una proposta di civiltà. Lascio ai pavesi, abitanti della città, ma anche quelli che abitano fuori dalle mura,
ogni tipo di giudizio, neanche a dirlo, vabbè, c'è stata un po' di bagarre in aula proprio ieri sera, che si è conclusa la discussione. Forza Italia e Lega Nord più che mai con il nostro consigliere comunale Matteo Mognaschi, che ha dato battaglia affinché appunto questa moschea non venisse realizzata. Curioso, molto curioso, leggo che l'unica voce favorevole è stata quella di Giuseppe Polizzi, rappresentante del Movimento 5 Stelle. Ora io mi domando, e domando a tutti i pavesi che hanno votato il Movimento 5 Stelle alle ultime comunali a Pavia: voi sapevate che quello che di fatto poi rimane il vostro rappresentante in consiglio comunale, avrebbe detto sì, ci teneva, voleva a tutti i costi che venisse insediata una moschea di 5.000 metri quadrati nella zona ovest di Pavia? Punto di domanda. Lascio a voi le risposte. Questo punto lo potete trovare, non è farina del mio sacco, ma lo potete trovare sulle pagine della provincia pavese, andate in edicola oggi. Purtroppo il collegamento che dovevamo fare con il nostro esponente da Pavia, il mitico Gianmarco Centinaio, è saltato per motivi istituzionali, e quindi a questo punto io ripiego nei pochi minuti che mi mancano alla chiusura di questa piacevole trasmissione che oggi ho fatto con il mio collega e amico regista Roberto Colombo. Vi leggerò la mia solita rubrichina, quella del martedì, anche se oggi è venerdì, e quindi ascoltiamo l'angolo cultura e curiosità. Cosa accadde in quel 16 gennaio? In Russia viene incoronato zar Ivan il Terribile, era il 1547. Nel 1572 il duca di Norfolk viene processato per tradimento per il ruolo svolto nel piano Ridolfi, che mirava a ripristinare il cattolicesimo in Inghilterra. Neanche a dirlo, 9 anni più tardi, il Parlamento inglese mette fuori legge la Chiesa Cattolica Romana. Nel 1605 la prima edizione di El Ingenioso Hidalgo Don Chisciotte de la Mancha, primo libro di Don Chisciotte de la Mancha di Miguel de Cervantes, viene pubblicato a Madrid. Era il 1777, il Vermont dichiara la propria indipendenza dallo Stato di New York. Mentre invece nel 1860 Giuseppe Garibaldi sposa Giuseppina Raimondi. E indovinate dove? A Fino Mornasco. Non l'avreste mai detto, vero? Cosa curiosa, e che qui già delinea quello che sarà il futuro di intrighi, dubbi, perplessità, eccetera, eccetera, su Giuseppe Garibaldi, dopo essersi sposato, dopo un'ora della cerimonia, lascerà la sua sposa Giuseppina Raimondi. Sapete perché? Per un presunto tradimento. Colombo, una vita segnata di tradimenti, quella di Garibaldi, incredibile, in tutti i sensi. Andiamo avanti. Era il 1909, la spedizione di Ernest Shackleton trova il polo sud magnetico. Nel 1916 nasce l'Associazione Scout Cattolici Italiani, che ci ha donato un ottimo presidente del Consiglio. Nel 1919 il 18° emendamento è votato chiaramente nel Congresso degli Stati Uniti, mette in atto il proibizionismo sugli alcolici, che entrerà in vigore esattamente un anno dopo. Nel 1938 un memorabile concerto di Benny Goodman alla Carnegie Hall di
In America, scusate, il pezzo che state ascoltando è Sing Sing Sing, scritta da Louis Prima, che diventerà uno standard del jazz. Era il 1957, il Cavern Club apre a Liverpool, situato al numero 10 di Meatew Street. È celebre soprattutto per aver ospitato svariate esibizioni dei Beatles. Nel 1969 lo studente cecoslovacco Jan Polak, patriota, divenuto simbolo della resistenza antisovietica nel suo paese, si dà fuoco in piazza San Wenceslaw a Praga per protesta. Nel 1991 gli Stati Uniti e 27 paesi alleati attaccano l'Iraq per l'invasione del Kuwait. Nel 1992 funzionari governativi e ribelli di El Salvador firmano gli accordi di pace a Città del Messico, che pongono fine a 12 anni di guerra civile, costate almeno 75.000 morti. Era il 1994 e in Italia il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, scioglie le Camere. Perché finisce così la Prima Repubblica. Invece nel 2002 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite stabilisce all'unanimità un embargo sulle armi e il congelamento dei beni di Osama Bin Laden e di tutti i talebani che sono arrestati. Ultima notizia, nel 2003 viene varata la legge antifumo dal Parlamento italiano. Questa legge impedisce a chiunque di fumare negli spazi pubblici al chiuso. Oggi nel calendario gregoriano si festeggia San Marcello, mentre invece il proverbio del giorno è Inca di galantom, nasan prima i don e poi om. E con in sottofondo questa magnifica canzone Sing Sing Sing, che potete ascoltare su qualsiasi sito o sulla mia pagina Facebook. Io, che sono Alessandro Branduardi dalla trasmissione Attenti a quei due, vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra fenomenale puntata qui su Radio Padania Libera. Grazie a tutti e buona Padania Libera! Avete ascoltato Attenti a quei due. Oh! 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 Ci sono tanti oh, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo oh.